Buon pomeriggio da Burcei, in diretta su Videolina. Seguiremo la festa di Santa Barbara, una festa molto sentita, quella di Santa Barbara in questo comune collinare. Santa Barbara è una devozione che viene tramandata di generazione in generazione. Noi siamo in diretta dalla chiesa proprio di Santa Barbara, la chiesa campestre, mentre adesso il cuore del rito si svolge nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato. Tra poco seguiremo il rito della vestizione del simulacro della Santa di Santa Barbara, che viene custodito. Il simulacro viene custodito appunto nella chiesa parrocchiale, poi partirà la processione nelle vie del paese per raggiungere proprio la chiesa di Santa Barbara che è all'ingresso del paese, una chiesa che è sentinella muta a guardia del paese di Burcei. Quest'anno la festa ha un sapore particolare perché la chiesa di Santa Barbara compie 100 anni, venne infatti edificata nel 1926 e di questa edificazione c'è traccia anche negli archivi. Il parroco di allora, Don Raimondo Fresia, diede slancio, vigore alla costruzione della chiesa campestre dedicata a Santa Barbara. Nel Liber Chronicus viene ripercorso anche il momento della costruzione e poi dell'inaugurazione della chiesa di Santa Barbara, con la presenza appunto di Don Raimondo Fresia, una figura di sacerdote straordinaria. Tra l'altro Don Raimondo Fresia poi approda a Uta, diventa parroco di Uta dopo aver guidato la parrocchia di Burcei. Adesso stiamo vedendo le immagini della chiesa parrocchiale, la chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato a Burcei, dove tra poco avrà inizio il rito della vestizione, il momento solenne della vestizione della Santa. Vedremo tra poco anche il simulacro che raffigura la martire cristiana, una figura centrale appunto nella devozione che a Burcei viene un culto che a Burcei viene rinnovato, lo dicevamo, di generazione in generazione. Quest'anno un comitato di giovani appunto ha curato tutta l'organizzazione della festa. Il comitato di Santa Barbara è guidato da Davide IV, 28 anni, sono 17 componenti del comitato, tutti giovani che alla fine da un anno lavorano per organizzare al meglio la festa in onore di Santa Barbara. Dicevamo della Liber Chronicus, che ricorda la costruzione e l'inaugurazione della chiesa di Santa Barbara, questa chiesa campestre. Il parroco, leggiamo nel Liber Chronicus, reverendo Raimondo Fresia, partì da Burcei il 16 luglio 1926 accompagnato da moltissime persone d'ogni grado e condizione, sino alla nuova chiesetta di Santa Barbara edificata per suo zelo, e ivi, dopo aver dato l'ultimo suo saluto di commiato, e benedette quella gran folla e il popolo intero che a calde lacrime ne piangeva la sua dipartita. Lasciò da tutti benedetto e lodato la parrocchia di Burcei appunto per recarsi a Uta. La chiesa era stata invece inaugurata qualche settimana prima, il 6 giugno, appunto con la messa celebrata da Don Raimondo Fresia, quindi il 6 giugno del 1926, lo ricordiamo, 100 anni quest'anno, e quindi la festa acquista un valore particolare. È sempre un prezioso libro pubblicato 20 anni fa per l'80° anniversario della festa di Santa Barbara, è un libro prezioso curato dal comitato che allora si era insediato, Comitato Santa Barbara 2006. Si legge: la manodopera per la costruzione del luogo di culto era costituita da volontari di tutti i generi, muratori, minatori, contadini, uomini e donne, senza distinzione. Chiunque potesse dava il proprio apporto. E poi ancora viene ricordato che il corpo principale della chiesa è costruito in pietra locale, il granito rosa proveniente da Sarocca de Forra.
trasportato con i carri dopo la lavorazione in sito. Le donne si preoccupavano principalmente della provvista dell'acqua necessaria per la costruzione, trasportandola dal paese o dai ruscelli circostanti. Quindi questa festa, questa chiesa ha sempre avuto vigore e slancio grazie all'opera, all'attività di tanti fedeli e di tanti devoti. L'impianto edilizio molto semplice sembra riferito stilisticamente a edifici simili del tardo Settecento con inserimenti estemporanei come il campanile a vela di impianto romanico, quindi ci sono stati anche interventi successivi. Stiamo vedendo adesso proprio il momento della vestizione del simulacro di Santa Barbara, che ha già la corona e anche il manto rosso. È cominciata la cerimonia, il rito dell'ornamento con gli ori e i gioielli, che sono tanti ex voto, che sono espressione anche della devozione dei fedeli e sono anche lo specchio di tante richieste di aiuto e di intercessione rivolte a Santa Barbara in momenti di particolare necessità. È un momento questo molto solenne e sentito, guidato con attenzione anche dal parroco Don Cristian Pisu, che è arrivato 9 mesi fa a Burcei, ha preso il posto di Don Giuseppe Pisano. Don Cristian Pisu ha trascorso molti anni della sua vita religiosa nel convento dei Cappuccini in via Sant'Ignazio a Cagliari, la Fucina dei Santi. È stato tanto tempo al fianco di Fra Lorenzo, poi ha deciso di far parte del clero diocesano, ma ha sempre comunque voluto conservare il titolo di padre Cristian Pisu. Ecco, vediamo adesso ancora il momento della vestizione. Ci sono affidato alla cura, allo zelo, alle premure delle donne di Burcei, che sono un'altra parte importante di questa bellissima festa. Abbiamo visto prima proprio qui nel sagrato della chiesa di Santa Barbara, dove si svolgerà la messa al termine della processione, tante donne che hanno preparato anche tutta la parte, diciamo, e anche i fiori che fanno parte della scenografia appunto della festa, i fiori, le palme, insomma ma in tanti uomini e donne, giovani e adulti si dedicano con grande premura e con grande slancio all'organizzazione di questa festa. A Burcei, lo ricordiamo, paese collinare di 2500 abitanti, che tiene vive queste tradizioni, come tiene vivo anche la tradizione del canto dei poeti improvvisatori, una grande tradizione. Ci sono tanti poeti improvvisatori in questo paese, nati e cresciuti con la passione appunto della poesia. Adesso i momenti della vestizione, adesso la vediamo. Un rito antico che viene riproposto, questa volta anche in diretta su Videolina. È la prima volta che Videolina propone la diretta della festa di Santa Barbara, appunto in un'occasione particolare per i 100 anni della edificazione della chiesa dedicata alla martire cristiana. Poi magari più tardi approfondiremo anche la storia di Santa Barbara. Vediamo di nuovo le immagini che la regia ci offre dalla chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato, e devo anche dirvi che con me, insieme a me a Burcei, c'è il collega Alberto Masu, che ci offrirà anche contributi, quindi interviste ai protagonisti di questa festa. Non so se Alberto sia già pronto, abbia qualcuno al suo fianco per proporre appunto un contributo, ma Alberto, appena hai qualcuno con te, naturalmente chiedi pure la linea. Dicevamo ecco, vedo Alberto, a te la linea, Alberto. Sì, buon pomeriggio Massimiliano, buon pomeriggio a tutti. Prego. Qui siamo sul sagrato della chiesa di Nostra Signora di Monserrate.
Si sta svolgendo all'interno della chiesa, come dicevi tu, adesso la vestizione della Santa. Abbiamo già prenotato, abbiamo già precettato padre Cristian Pisu per poter raccontare questa sua prima volta, perché dicevi giustamente tu, da 9 mesi parroco a Burcei, dunque la sua prima volta qui con Santa Barbara, e sentiremo così le sue emozioni, così come sentiremo anche quelle dei tanti partecipanti che sono qui fuori, che poi accompagneranno la Santa fino alla chiesa a lei dedicata, dove ti trovi tu. Grazie Alberto, ci sentiamo tra pochissimo. Vediamo adesso anche i rappresentanti del Comitato di Santa Barbara accanto al simulacro. Mi pare che il rito della vestizione sia quasi ultimato, quindi a breve il simulacro verrà adagiato sul carro addobbato con fiori e tappeti, che sarà trainato da un giogo di buoi, e lo ricordiamo, lo ribadiamo, avrà inizio la processione nelle vie del paese, la processione che avrà come meta proprio la chiesa di Santa Barbara, dove noi ci troviamo. Naturalmente una processione con tanti interpreti, tanti protagonisti. Ci saranno i gruppi con gli abiti della tradizione, naturalmente tantissimi fedeli, cavalli e cavalieri, suonatori di launeddas, naturalmente sacerdoti, per accompagnare nel migliore dei modi e con grande solennità Santa Barbara verso la chiesa campestre a lei dedicata, costruita, inaugurata il 6 giugno di 100 anni fa. Anche qui nella chiesa dedicata appunto alla martire cristiana cominciano ad arrivare i fedeli, ma naturalmente tantissimi fedeli accompagneranno la processione che partirà tra poco dalla chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato. Vediamo accanto al simulacro appunto i rappresentanti del comitato, i sacerdoti e anche gli stendardi che verranno portati in processione. Dicevamo, direi che possiamo anche ricordare e dare qualche cenno storico sulla chiesa parrocchiale di Burcei, una chiesa importante, progettata nel 1886 da Gaetano Cima, un architetto che ha svolto un lavoro di grande rilievo a Cagliari soprattutto, ma non solo a Cagliari, ha progettato anche altre chiese in Sardegna. Gaetano Cima appunto si è dedicato anche al progetto della chiesa di Santa Barbara nel 1886. La chiesa venne realizzata tra il 1886 e il 1902, e la chiesa è dedicata alla Madonna di Monserrato, ed è una Madonna che è legata, il suo nome deriva dall'omonima località catalana, dove si trova una statua della patrona della Catalogna, che è la Madonna Nera. E tra l'altro pochi giorni fa Papa Leone XIV ha visitato proprio l'abbazia in cui viene custodita la statua della Madonna Nera, la Vergine di Montserrat, patrona della Catalogna. Vediamo il momento dell'uscita dalla chiesa del simulacro. Il simulacro è stato ultimato il rito della vestizione. La Madonna, la Santa Barbara ha la corona in testa, anche sono importanti gli elementi floreali, il manto rosso, tra l'altro poi la vedremo accanto al simulacro. C'è anche una torre che rimanda alla terribile prigionia subita da Santa Barbara. Poi ripercorreremo anche la storia del martirio, la vicenda del martirio di Santa Barbara. Vediamo adesso, grazie al drone, un'immagine dall'alto della chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato. Lo dicevamo, progettata da Gaetano Cima, nato a Cagliari nel 1805, vissuto sino al 1878, considerato uno dei più grandi architetti della Sardegna. Le sue opere in stile neoclassico sono presenti in diverse parti dell'isola. È il progettista dell'ospedale civile di Cagliari e di tutte le più importanti opere pubbliche della Cagliari dell'Ottocento. Quindi, lo dicevamo, la chiesa venne costruita
tra il 1886 e il 1902, durante la prima metà del XX secolo vennero ultimati i lavori con la realizzazione del campanile e della sagrestia. L'edificio è caratterizzato da una pianta ottagonale e dal prospetto in stile neoclassico. Stiamo vedendo appunto le immagini dell'uscita dalla chiesa di Nostra Signora di Monserrato, chiesa parrocchiale di Burcei, della statua di Santa Barbara, che verrà adagiata tra poco nel carro di gala trainato da un giogo di buoi, che verrà poi per essere portata in processione sino a quella che la chiesa a lei è dedicata. Ecco, vedo pronto Alberto Masu, a cui do subito la linea. A te, Alberto. Sì, grazie Massimiliano, siamo qui con padre Cristian Pisu. È stata la prima volta, un'emozione particolare. Sicuramente, diciamo che non è la prima volta che festeggio Santa Barbara, essendo cappellano anche dei Vigili del Fuoco, quindi ho celebrato diverse celebrazioni in suo onore, però come parroco di Burcei la prima volta. Sono appena 9 mesi che sono stato incardinato in questa parrocchia dal 12 settembre, quindi diciamo 9 mesi equivale quasi alla gestazione di un bambino. Sto partorendo insieme alla comunità questa gioia grande. Non tutte le celebrazioni sono uguali, questa che specialità, che particolarità ha? Beh, sicuramente è una celebrazione che coinvolge non soltanto il paese ma anche l'Interland. Ci sono vari gruppi che vengono da tutta la Sardegna e poi c'è comunque un coinvolgimento emotivo da parte di tutta la popolazione, soprattutto del comitato, che sono diversi membri giovanissimi e pieni di entusiasmo, e questo fa sì che la festa sicuramente abbia un sapore diverso. C'era proprio il coinvolgimento di tutta quanta la zona, non solo Burcei. Dal punto di vista religioso, che cosa vuol dire vedere tanta gente devota a Santa Barbara? Sicuramente è una cosa meravigliosa, in quanto comunque tutti i santi, in questo caso Santa Barbara, rimandano a Gesù Cristo, quindi il desiderio grande è che questa santa riporti comunque i cuori di tutti i sardi e delle persone che parteciperanno a questa festa a colui che è il santo per eccellenza, che è Cristo, che ci ha salvati tutti sulla croce. Santa Barbara martire, quindi le assomiglia anche nel martirio. Massimiliano, se non hai domande lasciamo andare adesso padre Cristian, e tanto insomma ci ritroveremo poi lì alla chiesetta di Santa Barbara. Sì, grazie Alberto, sentiremo anche più tardi, più avanti, padre Cristian Pisu, parroco di Burcei, parroco lo diceva Alberto, da pochi mesi, da 9 mesi, ha preso il posto di Don Giuseppe Pisano, che ha lasciato un bellissimo ricordo a Burcei. Dicevamo delle tante energie che si sono messe in movimento per organizzare questa festa, i giovani del comitato di Santa Barbara guidato da Davide IV e tanti coetanei anche di Davide, che a 28 anni hanno trascorso un anno appunto molto intenso per organizzare al meglio questa festa molto sentita, che apre l'estate, mentre la festa patronale di Santa Maria a settembre chiude il periodo estivo. C'è anche l'importante contributo dell'Associazione dei Pastori, che offre un contributo al comitato per organizzare al meglio la festa appunto di Santa Barbara. Stiamo vedendo immagini che ci arrivano proprio dal sagrato della chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato. Sta per partire la processione che raggiungerà tra un'ora circa la chiesa di Santa Barbara, dove poi avrà inizio la messa celebrata da Don Cristian Pisu, che seguiremo in diretta tutti i momenti di questa festa, e seguiremo in diretta anche lo spettacolo serale che avrà inizio alle 21:45 con la conduzione, il coordinamento artistico di Giuliano Marongiu, ma ne parleremo più tardi anche dei contenuti di questo spettacolo. Tra poco forse possiamo anche vivere in diretta live i momenti proprio davanti alla chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato. La
processione sta per partire, ci sono i rappresentanti del comitato e ci sono tanti gruppi folcloristici arrivati da diversi comuni della Sardegna che parteciperanno alla processione. Ci sono Cavalieri e Amazzoni, c'è il gruppo folk a Passo Antigu di Burcei, il gruppo folk Città di Cagliari, quartiere Villanova, il gruppo folk di Ursulei, poi suonatori di Launeddas, il gruppo di suonatori di Burcei, Mario Aledda all'organetto, Emilio Aledda sempre all'organetto, Simone Pisu organetto, Cesare Piu organetto, e poi i suonatori di Launeddas Cristian Zuncheddu, Matteo Zuncheddu, Benedetto Lecca. Ci sono ancora i gruppi folk di Santuiagu di Tireddu, il gruppo di Sacedra di Maracalagonis, il gruppo Abba Frida di Arzene, poi altri gruppi che poi rientrano nel gruppo Sardegna, con figuranti che arrivano da Armungia, Bono, Iglesias, Gonnesa, Oliena, Oristano, Settimo San Pietro, Siliqua, Tertenia, Tortolì, quindi un'ampia rappresentanza della Sardegna. Ma sentiamo il suono delle Launeddas. Le ciliegie, ecco di nuovo le immagini dal cuore del paese, dal centro storico, il suono delle Launeddas, possiamo sentirle ancora una volta. Burcei l'agricoltura si è sviluppata con la coltivazione di ortaggi, olivo, uva e altra frutta, e soprattutto le ciliegie. Si svolge a giugno una sagra che ne consente la degustazione, presente anche l'allevamento di bovini, suini, ovini e caprini. Non va dimenticata la tradizione artigiana che spazia dai coltelli alle pelli conciate alla cesteria, poi i dolci tipici, i bianchettos, oltre ai formaggi caprini e ovini, al pane tipico in semola, molto conosciuto, pane tipico in semola di grano duro cotto nel forno a legna. E poi la storia del paese, il paese è un borgo abitato sin dall'epoca nuragica, l'area era compresa durante il Medioevo nel territorio del Giudicato di Cagliari, nella curatoria del Campidano. Alla caduta del Giudicato 1258 passò sotto il dominio pisano e successivamente sotto quello aragonese. Fu dato in feudo dapprima a Berengario Carros e successivamente agli Osorio, sino alla fine del 1839, alla fine del regime feudale. L'odierno paese di Burcei è sorto verso la fine del XVII secolo, quando gruppi di pastori provenienti principalmente da Sinnai, Settimo San Pietro e Villasalto si sono stabiliti nella zona, costruendo i primi nuclei abitativi. E stiamo vedendo le immagini del simulacro di Santa Barbara con l'abito della festa. Sta per avere inizio la processione nelle vie di Burcei, e la meta è la chiesa dedicata alla martire cristiana. Ecco,
Santa Barbara il culto è attestato nelle comunità cristiane d'Oriente, Egitto, Costantinopoli, Antiochia e Occidente sin dal VI-VII secolo. Ha conosciuto una grande popolarità nel Medioevo grazie alla leggenda aurea. Tra l'altro Santa Barbara è una santa molto popolare grazie al numero dei suoi patronati: geologi, vigili del fuoco, marina militare, artificieri, artiglieri, genieri, minatori, architetti. Nelle tradizioni ortodossa e cattolica di rito bizantino è onorata col titolo di megalomartire. Le fasi che precedono la processione, ma forse c'è il nostro Alberto Masu con un altro ospite. Alberto, mi senti? Adesso con noi il sindaco, il neoeletto sindaco Marcello Malloru, adesso qualche secondo per poterlo avere con noi, tanto mi avvicino. Eccoci qui, Massimiliano, mi senti? Allora, abbiamo il sindaco Marcello Malloru, è un esordio assoluto, a una settimana dall'elezione, intanto complimenti e auguri, subito un esordio di fuoco con la festa più sentita di Burcei. Sì, un esordio che a 5 giorni l'abbiamo già dimenticato perché siamo già al lavoro, siamo concentrati per dare lustro al paese per questo avvenimento e speriamo che vada tutto bene. Parlavamo prima con il parroco, Don Piso, anche per lui la prima volta come parroco di Burcei. C'è un'emozione particolare nell'essere presenti in queste vesti per la festa più importante del paese. È un'emozione particolare che non è difficile da spiegare. Non è descrivibile. Poi il presidente della festa è mio nipote, quindi doppia emozione. Bello vedere tutto il paese e non solo Burcei presenti per accompagnare adesso la Santa alla sua chiesetta. Sì, ogni anno questo rito si ripete e ogni anno accoglie sempre più turisti e anche compaesani, ma anche dei paesi vicini, quindi ogni anno è sempre una festa, sempre una gioia. È una responsabilità in più questa per un neo sindaco. La prima che ho dovuto affrontare a 5 giorni, però dai, la supereremo. Perfetto, allora, ringraziamo il sindaco, lo lasciamo andare adesso per la processione, magari più tardi anche con Massimiliano arrivati lì alla chiesetta. Grazie. Massimiliano. Ecco, Alberto, giusto un'informazione, mi senti? Alberto? Sì, ti sento. Ecco, la processione sta per partire, a che punto siamo? Allora, vedo che sono tutti quanti posizionati, quindi adesso si aspetta il via libera per poter andare. Come tu ben sai, insomma, c'è un ordine di partenza, i vari gruppi sono disposti, quindi adesso vediamo anche il Santa che nel frattempo è andata avanti e insomma si aspetta soltanto il via libera per poter iniziare la processione e dirigersi così alla chiesetta di Santa Barbara. Ecco, la processione, quanti sono i chilometri da percorrere a piedi? Allora, dovrebbe essere circa 2-3 chilometri, andando a passo spedito dovrebbe essere circa 25 minuti, chiaramente non si andrà a passo spedito anche perché chiaramente tutti quanti dovranno tenere un determinato ritmo, ci saranno delle soste per la preghiera, per la recita del rosario, ci saranno anche una serie di interruzioni perché tanti devoti fermeranno il corteo per rendere omaggio in qualche modo alla Santa. Diciamo che comunque l'arrivo previsto per le 6-6:15 dovrebbe essere quello l'orario d'arrivo. D'accordo, aspettiamo magari anche i tuoi contributi durante la processione. Alberto, ti ringrazio per il momento, sei pronto e allenato comunque. Sì, non ci spaventa, abbiamo fatto tante altre marce, quindi anche questa possiamo riuscire a farla. Grazie Alberto, a più tardi. Vediamo anche la presenza dei cavalieri, presenza fondamentale in queste feste, i cavalieri che aprono il corteo processionale, una presenza significativa, appunto
anche nella festa di Santa Barbara a Burcei. Dopo i cavalieri i gruppi folk, poi gli stendardi, i suonatori di Launeddas, il simulacro della Santa, il comitato con gli abiti della tradizione. Questa in estrema sintesi la sequenza della processione che è partita in questo momento, la processione che raggiungerà la chiesa di Santa Barbara alla periferia di Burcei, proprio all'ingresso di Burcei. È partita, ecco il simulacro portato a spalla dai rappresentanti del comitato, e gli stendardi anche che vengono portati in processione. Ecco i suonatori di organetto e di Launeddas, possiamo sentire anche dal vivo le loro note. Immagini dall'alto della processione, bellissima anche queste immagini che ci offre la regia del simulacro di Santa Barbara avvolta dal manto rosso, il rosso che è il colore del martirio, e anche tanti giovanissimi che partecipano. Questo è il gruppo folk di Burcei, tanti giovanissimi che partecipano alla processione, ed è un segnale confortante perché c'è continuità anche in questa bella tradizione burcerese. Ecco il suono dell'organetto, della fisarmonica e anche il suono delle launeddas, l'elemento musicale essenziale, anche l'accompagnamento migliore di questa processione. Ancora una bella immagine del gruppo di Burcei. Ancora l'immagine del simulacro della Santa Barbara, la sua festa oggi. Burcei gli rende solennemente omaggio, ma oggi è il momento culminante, ma anche nei prossimi giorni ci saranno altri momenti di fede, non solo, anche spettacoli e concerti per questa festa che nel 2026 ha un significato particolare perché sono trascorsi 100 anni dalla costruzione della chiesa campestre dedicata alla martire cristiana. C'è un folto gruppo di suonatori di Burcei, musicisti, Mario Aledda, Emilio Aledda, Simone Pisu e Cesare Pio all'organetto, Cristian Zuncheddu, Matteo Zuncheddu e Benedetto Lecca all'organetto. La processione avanza nelle vie di Burcei, ci ha detto Alberto Masu che dovrebbe avere una durata di circa mezz'ora prima di raggiungere l'ingresso del paese, quindi la chiesa di Santa Barbara, dove cominciano ad arrivare i fedeli per seguire la messa che sarà celebrata da Don Cristian Pisu. Altre immagini dall'alto con il nostro drone, immagini di Burcei, per seguire dall'alto l'avanzare del corteo processionale. Dicevamo che c'è anche, oltre ai gruppi
folcloristici, c'è anche un gruppo Sardegna, che sono figuranti in abito tradizionale provenienti da diversi centri dell'isola, in particolare da Armungia, Bono, Iglesias, Gonnesa, Oliena, Oristano, Settimo San Pietro, Siliqua, Tertenia e Tortolì. Poi ci sono anche gli stendardi processionali che abbiamo visto in precedenza, 10, ognuno dei quali portato da una donna, 4 bandiere votive portate dai rappresentanti del Comitato di Santa Barbara, di Santa Maria e di Sant'Isidoro. E poi c'è l'Orchestra Popolare Sarda con i suonatori di Launeddas, Orlando Magia, Eliseo Magia, Luca Schirru e Matteo Musca. Sono i protagonisti della festa, anche di questo momento del rito che stiamo vivendo in diretta su Videolina. Questo è l'accompagnamento di Santa Barbara nella chiesa a lei dedicata, S'accompagnamento, ecco i gruppi con gli abiti della tradizione che accompagnano la Santa Barbara in questo momento così importante. Momenti della processione con l'accompagnamento musicale delle Launeddas e dell'organetto. Dicevamo della martirio di Santa Barbara. Santa Barbara è la santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c'è alcuna via di scampo. È stata eletta infatti patrona dei Vigili del Fuoco in quanto protettrice di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa. Barbara di Nicomedia, Asia Minore, è vissuta nel III secolo d.C., era l'unica figlia di un uomo ricchissimo che è nemico dei cristiani nella città di Nicomedia. Fu educata da alcuni precettori, tra cui Origene, che la battezzò e la istruì segretamente alla religione cristiana. Il padre aveva destinato Barbara in sposa al prefetto di Nicomedia, ma lei rifiutò di sposarsi. Il padre, furente, la fece processare e condannare a morte a causa della sua fede cristiana. Venne allora rinchiusa in una cella della fortezza della città, nella prigione. Un giorno si sprigionò un incendio, Barbara uscì viva dalle fiamme e dopo questo episodio il padre stesso la decapitò, ma eseguita la sentenza un fulmine si abbatté su di lui uccidendolo. Da allora Santa Barbara viene invocata contro il fulmine e i pericoli del fuoco. È anche la protettrice di chi usa la polvere da sparo. Dobbiamo precisare che della vita di questa santa esistono varie geografie, nessuna delle quali è coeva, presentano notevoli differenze tra loro. Quello che resta vivo è il suo ricordo, il culto e la devozione che oggi viene rinnovata a Burcei con questa solenne processione che poi arriverà nella chiesa dedicata alla martire cristiana, dove verrà celebrata la messa presieduta dal Don Cristian Pisu, parroco di Burcei. Vediamo anche bambini che seguono sul passeggino
la processione, l'abbiamo visto anche in altre feste, anche la presenza di bambini giovanissimi, di giovani che tengono vive in qualche modo anche queste tradizioni, queste belle tradizioni. Non so se Alberto Masu abbia un ospite o possa offrirci un contributo. La voce di Alberto Masu che pochi minuti fa ha intervistato il neosindaco di Burcei, Marcello Malloru, visibilmente emozionato a pochi giorni dall'elezione. È stato eletto lunedì scorso neosindaco di Burcei, partecipa a pochi giorni dall'elezione. Ecco, a te la linea, Alberto. Sì. Matteo, fai parte del comitato di Burcei. Sei stato uno dei primi a portare il simulacro. Intanto ti chiedo l'emozione, forse più l'emozione del peso. Sì, assolutamente, il peso alla fine